Un picco influenzale importante, febbre, tosse, dolori articolari e tante persone a casa proprio a ridosso delle feste. Quest'anno abbiamo la variante K. È una variante più aggressiva, però non è più pericolosa. Essendo una variante più aggressiva, è arrivata in anticipo rispetto agli altri anni. Solo in Veneto sono 68.000 i malati in una settimana, 400 i ricoveri. Come prevenire l'influenza? I consigli sono tanti. Il metodo più importante è il vaccino. Il vaccino serve anche per la variante K. Per inciso, se qualcuno non avesse ancora fatto il vaccino, soprattutto le persone fragili, lo possono ancora fare e il vaccino sarà efficace. Il vaccino si può fare anche nelle farmacie, attenzione, perché si può fare solo nelle farmacie che si sono certificate come farmacie vaccinatrici. Abbiamo seguito un apposito corso e siamo diventati farmacisti vaccinatori. Per poi passare ai rimedi più tradizionali. Si possono prendere gli antipiretici, bisogna tenere l'organismo ben idratato, tè, tisane e quant'altro. È assolutamente inutile andare in pronto soccorso. Volendo si può avvisare il medico di base, il quale ci conosce molto bene e ci può dare delle indicazioni utili.